artale, inteso mumma, secondo le antiche, voi sapete che per riconoscere nei centri le persone si usavano i soprannomi, e allora per esempio il cognome Artale in questo caso è che con il soprannome Mumma era una parte degli Artale. Noi abbiamo qua un altro Artale. La tua ingiuria qual era? Anche tu. Ecco. Allora, di Artale ci sono almeno, io conosco almeno una decina di soprannomi dei gruppi di Artale, Artale Gaspano, Artale, no? Tu sei Cadaverico è fedele all'ingiuria. Ah, ecco. Perché il soprannome è Agnuria qui da noi, che non è una cosa ingiuriosa, assolutamente, è il soprannome, però in dialetto si dice Agnuria. Però secondo me tutti i cognomi sì, sono come origine ingiurie. Sicuramente, tantissimi. Chiamiamole ingiurie. Perché quando l'Agnuria era casata in quando si portaia, si sapeva subito di cui si riscinnia. Come ci sentono a dire a tuo padre si diceva? E alla risposta c'era sempre uno che si ricordava. Picciotto buono era tuo padre, come se non lo conoscia? Ora, per capire qual è la ricinenza, sa domanda, chi possedi tuo padre? Chi fa? Un ne che stai? A fine la risposta però così, ma tu lo sai. Andiamo, Ciccio! Andiamo.